uomo di 45 anni, residente in Alto Adige, è stato colpito da un'auto la scorsa notte a Caerano San Marco, in provincia di Treviso. Il conducente fuggito senza prestare soccorso. La vittima, accompagnata da un amico e un fratello, è stata ricoverata a Montebelluna ed è fuori pericolo. Le forze dell'ordine stanno cercando l'autista in fuga. A Treviso e provincia, la scorsa notte è stata segnata da una serie di incidenti, ben 4 in diverse località tra cui Casier, Altivole, Treviso e Montebelluna. Questi incidenti hanno causato il ferimento di 7 persone. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua soddisfazione per l'entrata in funzione della cassa di laminazione del torrente Muson dei Sassi, avvenuta questa mattina tra i comuni di Riese Pio X e Fonte, in provincia di Treviso. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza delle aree rivierasche e si celebra nel contesto del 5° anniversario della tempesta Vaia. Terna, l'operatore nazionale dell'energia elettrica, investirà 1 miliardo di euro entro il 2032 in vari progetti. Questi includono il collegamento Dolo-Camin, che sostituirà 53 km di linee elettriche aeree con 16 km di cavi interrati tra Venezia e Padova. Inoltre, la nuova stazione elettrica di Volpago del Montello a Treviso libererà 30 ettari di territorio da infrastrutture elettriche e verranno abbattuti circa 100 km di linee aeree nella media Valle del Piave, in provincia di Belluno, attraverso il riassetto della rete elettrica. È prevista anche la realizzazione della nuova stazione elettrica di Auronzo di Cadore.